Mio pari si clamava barbe meu di Badocli, sclape chiaviel di Villevoarbe, e meume si domandava l'agne Blasie, cufofie dal barbe Iacum tentimbom di foram di Sot, e io, a cui mi clame, rispuint par male chiar. È con questa battuta che si presenta il friulano Malacarne, uno dei protagonisti della commedia plurilingue I Travagli d'amore, data alle stampe a Venezia nel 1622. Rimane difficile stabilire con sicurezza se ed eventualmente quando e su quali scene questa opera non men curiosa che dilettevole, come promette il frontespizio, sia stata rappresentata. Il suo ambiente d'origine sembra non essere quello delle compagnie dell'arte, sebbene dei rapporti con quel tipo di spettacolo le siano tutt'altro che estranei. Infatti il suo autore, il latisanese Marcantonio Gattinon, sembra rivolgersi piuttosto a quelli che lui chiama giovani recitanti, o meglio, come dirà nella dedica della sua seconda commedia, a quei virtuosi giovinetti miei concittadini che desideravano con qualche piacevole e onesto trattenimento passare l'ore noiose dell'increscevole inverno. E per questo questi giovinetti, come dice Gattinon, gli chiesero di comporre una commedia, ma solazzevole, alla moderna. È una figura ancora misteriosa quella del Gattinon. Non è noto infatti se sia nato proprio alla Tisana, dove peraltro nel 1596 esercitava il notariato. Alla Tisana avrebbe continuato a lavorare fino alla morte, avvenuta nel 1633, e della terra di Latisana, che era sottoposta alla giurisdizione feudale delle famiglie veneziane dei Vendramin e dei Mocenigo, sarebbe diventato anche cancelliere per il biennio 1628-1630, sarebbe stato eletto membro del Consiglio dei 10 governatori della Pieve di San Giovanni. Se quanto conosciamo della vita pubblica di Gattinon parla di una certa integrazione nella cerchia relativamente ristretta della comunità, le due opere che ci sono pervenute lasciano immaginare dei rapporti ad ampio raggio, in numerose direzioni. La stessa scelta di pubblicare due commedie è una impresa di non poco conto. Dobbiamo pensare che la vicinanza di Venezia costringeva a fare i conti con la rapidissima evoluzione del gusto, con il carattere consumistico del genere comico, con i nuovi sviluppi prospettati dalla commedia dell'arte e soprattutto con la saturazione delle scene. Già nel 1553 la signoria cercava di arginare la moda del teatro, ponendo dei limiti orari alle recite, però pochi anni dopo si vedeva costretta a escludere da quel divieto il periodo del carnevale, che era il clou delle rappresentazioni. Ecco, in una situazione del genere, così sovraccarica di opere, di lavori, per un dilettante come Gattinon, il rischio del fiasco era altissimo. Inevitabile dunque per il nostro notaio calcare la mano, giocando la carta di quel plurilinguismo che nella Venezia di Andrea Calmo, di Gigio Artemio Giancarli, aveva vissuto una stagione di grandi e inesauribili sperimentazioni. Lo fece Gattinon non più però con intenti realistici e neanche per consolidare la caratterizzazione dei personaggi, che ormai erano riconducibili abbastanza facilmente a quelle che stavano diventando le maschere della commedia dell'arte, lo erano già diventate. Lo fece soltanto per divertire, per prendersi piacere. Allora Gattinon esibisce sullo sfondo di Padova, in questa commedia che è ambientata appunto a Padova, ben 7 idiomi. Oltre al veneziano di Pantaloni, all'italiano dei due innamorati e dei loro padri, i Travagli d'amore lasciano spazio al bergamasco del facchino Zambon, alla sconcertante lingua graziana, meglio grazianesca, del dottore, all'artificioso pedantesco del precettore Pomponio, con il lessico latino ormai trasformato però secondo la morfologia dell'italiano, al buranello di Barbacomello Pescaor e al forlano del villano Malacarne.
È proprio quest'ultima presenza, quella più sorprendente in tutta l'opera, una presenza inattesa e spumeggiante. Le scene veneziane del Cinquecento e del Seicento, infatti, guardano in modo piuttosto distratto non soltanto al mondo friulano, ma anche a quella colonia di friulani che nella città lagunare era abbastanza numerosa e dinamica. Era stata esplosiva, ma piuttosto fugace, la Mascarata da Furlani di Giovanni Croce del 1590, un testo friulano o friulaneggiante, musicato addirittura dal maestro di cappella di San Marco. Fugace poi e per giunta fortuita anche la presenza del servo friulanofono Agnolo nella commedia La pace di Marin Negro, ancora precedente, nel 1562. Invece la straordinaria figura di Malacarne è di tutt'altro spessore. Questo personaggio, che è un interlocutore privilegiato di Pantalone, infatti si avvicina sin dal primo atto, con quella battuta che abbiamo letto, al cuore dell'opera e guadagna nell'opera un posto veramente di rilievo. Si può tentare di dare un volto a questo personaggio friulano. I suoi lineamenti richiamano le figure del servo smaliziato, del villano scaltro. I suoi vizi sono quelli che venivano accusati a quell'epoca già dal blasone popolare nel comportamento dei friulani migrati a Venezia. E sulle sue generalità poco importa che Malacarne nella Latisana del Seicento sia un cognome abbastanza diffuso. Contano infatti le deformazioni messe in bocca agli altri personaggi, che lo chiamano Missier Carne Cattiva. Contano le allusioni oscene che lui suggerisce in modo piuttosto malizioso, così come conta anche la genealogia che lui ostenta con sicurezza, come abbiamo visto prima, e riesce a districarla però fino al nonno materno, quel Barbe Iacom Tentimbon di Foram di Sot che non promette nulla di buono e che tra l'altro ci fa pensare anche a un altro testo abbastanza noto di quell'epoca, cioè il Testament di Barba Pisul Stentadizza, di un altro autore di quella zona, Giovanni Battista Donato. Eppure, nonostante l'astuzia, nonostante l'opportunismo, la voracità, la propensione per il buon vino, anche la pusillanimità, il giovane servo friulano Malacarne non può che riuscire piacevole, fin dalle prime battute. E non è un caso che, in coerenza con il rovesciamento carnevalesco, nell'ultima scena sia proprio Malacarne ad essere accontentato nelle sue aspirazioni di ascesa sociale e nel suo desiderio carnale di un'altra protagonista della commedia, la arrendevolissima Violante, mentre invece il vecchio Pantalone, interessato al matrimonio, al patrimonio di donna Micasta, rimane a bocca asciutta. Ecco, nel piccolo mondo delle sue commedie Gattinon si muove con una certa sicurezza e guarda con costanza alle esigenze della sollecitazione parodica del pubblico. Sfrutta con gusto edonistico le potenzialità espressive di questo catalogo di idiomi, si diverte a moltiplicare in modo sfrenato i piani di significato, i doppi sensi, i tripli sensi, gode nel rappresentare in modo iperbolico i suoi personaggi. E quanto basta per solleticare anche la sensibilità dei filologi moderni, anche l'impegno di chi, come è successo a me, insomma, ha dovuto allestire l'edizione critica di quest'opera. Ho cercato infatti alcuni anni fa di capirne il funzionamento e ho cercato anche di contestualizzarla nel quadro della produzione coeva. Ecco, ora è auspicabile una nuova fortuna, non soltanto a livello di studio, ma sarebbe auspicabile una diffusione di queste opere che varchi nuovamente le scene, che dia la possibilità di riascoltare quelle battute, di conoscere nuovamente quei personaggi. È una scommessa ed è anche un augurio, soprattutto in questi tempi di crisi per il mondo della cultura.